Uno sforzo congiunto per superare lo stallo e chiarire una volta per tutte la posizione del governo nazionale sulla candidatura del sito di Sosenatos per la localizzazione dell'Einstein Telescope. La richiesta parte da CGIL Sardegna, che sottolinea quanto il progetto meriti l'impegno di tutti, dalle forze politiche a quelle istituzionali, dall'imprenditoria agli attori sociali. Per questo la sigla sindacale chiede alla Regione e alle amministrazioni locali di essere coinvolta nel processo decisionale e in tutte le iniziative utili a raggiungere l'obiettivo. L'osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione rappresenta un'enorme opportunità per l'isola, portando 4 miliardi e mezzo di investimenti, 36.000 posti di lavoro in 9 anni, ricadute economiche nei settori della meccanica di precisione, della sicurezza, degli impianti e dell'automazione. Uno di quei treni che passano una volta sola, sui cui binari si è però recentemente posizionato l'ostacolo dell'autorizzazione da parte del governo per la costruzione del parco eolico di Gomoretta, del tutto incompatibile con l'osservatorio. Per questo CGIL chiede all'esecutivo nazionale di chiarire quale strategia intenda perseguire, visto che, nonostante l'impegno in merito di Mario Draghi e dell'attuale ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, è arrivato comunque il via libera al parco eolico, minando il successo della candidatura. Nessuna pregiudiziale da parte del sindacato sui parchi eolici, ma è evidente che occorre scegliere con attenzione i luoghi dove installarli, dichiara il segretario CGIL Sardegna Fausto Durante, che sottolinea come a questo proposito sarebbe utile che la Regione avesse un impegno fattivo nella pianificazione e programmazione delle fonti energetiche rinnovabili.